Governatore Fedriga, il Friuli Venezia Giulia e la sua protezione civile, una storia lunga 40 anni e che anche in questa occasione, nei giorni dell'alluvione, ha dimostrato una grande efficienza, un grande collegamento col territorio. Sì, e soprattutto è il cuore del Friuli Venezia Giulia. Il cuore vero, perché la nostra è la prima protezione civile a livello nazionale in qualità di efficienza, ma anche il cuore simbolico, perché tutto quel volontariato che si è messo a disposizione delle nostre comunità nei momenti di difficoltà, anche quella che abbiamo vissuto nel mese di ottobre. Se non c'erano i volontari, se non c'erano coloro che durante anche il maltempo sono usciti, hanno aiutato le persone, hanno riaperto le strade, hanno fatto e permesso l'accesso ai boschi, hanno riportato l'energia elettrica e l'acqua, insieme ovviamente a tutte le organizzazioni e le società correlate, oggi non potremo vantare per l'ennesima volta il Friuli Venezia Giulia quale regione capofila per l'emergenza e per dare risposte ai nostri cittadini. Qui oggi il Presidente della Regione è qui per dire grazie a tutte queste persone che credono nel loro territorio e nel cuore di Friuli Venezia Giulia. La presenza del Capo Dipartimento Nazionale testimonia anche il riconoscimento alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, non solo della sua storia ma anche della sua grande efficienza. Sì, è dell'esempio che continua a dare, non soltanto a dato ma continua a dare a tutta Italia. La presenza quindi di Borrelli testimonia questo e fa vedere il Friuli Venezia Giulia quale punto di riferimento nazionale per la protezione civile, e di questo un nostro orgoglio, ma oltretutto è un aiuto che possiamo dare a tutto il Paese per vedere come si possono gestire bene le emergenze grazie a una protezione civile efficiente che è in grado di dare le risposte. Vicepresidente Riccardi, avere la delega della protezione civile in Friuli Venezia Giulia significa avere la delega della più antica e della prima protezione civile d'Italia. Significa una grande responsabilità, perché questa grande organizzazione di volontari è nata qui, è figlia della storia del terremoto, non dobbiamo mai dimenticarlo. Tra l'altro oggi abbiamo proprio voluto venire qui in montagna, al centro delle zone colpite, per ringraziare i nostri volontari e per dar dimostrazione che il sistema funziona, dà risposte, e abbiamo visto che soltanto in qualche giorno siamo riusciti a ritornare alla normalità. Lei ha parlato di un sistema, di una collaborazione, protezione civile, comuni, ANAS, un sistema che ha funzionato. I sistemi funzionano se tutte le organizzazioni poi si stringono attorno all'obiettivo comune, che è quello di risolvere i problemi quando si presentano. Abbiamo fatto un grande lavoro di prevenzione, c'è stato un grande lavoro di azione nel momento di rilevante difficoltà, perché sono stati davvero tanti e complessi. Ora ci spetta probabilmente l'aspetto più complesso, che è quello della organizzazione necessaria per ricostruire quello che è caduto e fare ulteriori opere di prevenzione che in questa regione sono già state fatte nel corso degli anni, e anche grazie a quelle oggi contiamo danni che altrimenti avrebbero presentato una contabilità molto diversa. Un ultimo riferimento al numero di volontari, anche oggi qua è testimoniato da questi spalti pieni, da tante divise della protezione civile. Ecco, questo è lo spirito della gente del Friuli Venezia Giulia. Questa è una realtà forte che abbatte i confini, non si divide e nei momenti di difficoltà è sempre pronta a dire presente. È un grande orgoglio ed un valore che la politica di questa regione ha saputo garantire al di là delle appartenenze. Capo Dipartimento Borrelli, oggi Friuli Venezia Giulia, protezione civile, una storia lunga, più di 40 anni, e soprattutto qua è nata la protezione civile. Esatto, qui è nata la protezione civile, qui si fa una protezione civile d'eccellenza. Siamo qui oggi per ringraziare soprattutto i volontari e le volontarie che si impegnano ogni giorno quotidianamente. Poi una straordinaria menzione per quello che è stato l'opera prestata nel corso di questo ultimo mese, dove questa regione, come altre regioni, sono state pesantemente colpite dagli eventi meteorologici avversi. Anche in questo caso la risposta testimoniata proprio da questi paesaggi che abbiamo visto oggi, ripristinati. Siamo stati prima all'apertura del ponte di Timau, quindi praticamente in meno di un mese si sono risolti molti problemi per i cittadini della Carnia e dell'Alto Friuli. Sì, e questo è una fortuna, perché abbiamo una capacità di reazione notevole. Quando capitano le emergenze abbiamo un imperativo categorico: fare presto. Lo sappiamo, è nella storia delle calamità, quindi
lavoriamo in prevenzione per migliorare la macchina e essere pronti a rispondere con la massima tempestività. Devo dire che anche questo evento ha dato prova di una macchina che ha saputo reagire, ha saputo gestire in tutte le regioni con le diverse modalità organizzative. Non c'è stato nessuno che si è lamentato e questa è una cosa molto positiva.